È la prima volta che vieni qua ad Artigianato Vivo? No, è la 70ª credo. 70ª e si viene sempre, si torna sempre volentieri. Sì, decisamente sì, è la fiera più bella che io conosca. È molto interessante, molto variegato, in un posto bellissimo. Perché quindi si viene qui secondo te? Ma secondo me per stare insieme e anche e soprattutto per valorizzare un posto come questo. È sempre una bella manifestazione, sono un abitué. Vi sono piaciuti gli artigiani? Moltissimo, è sempre un piacere vedere la manifattura veneta. Se posso vengo ogni anno da quando ho iniziato questa manifestazione. Un bel evento che valorizza anche questo bellissimo borgo. Avete acquistasto qualcosa? Sì, una sciarpa e pane, biscotti. Abbiamo acquistato dei pezzetti di legno profumati alle essenze varie, variopinte. C'è qualcosa che ti piace? Delle bangarelle. Anche un po' lo stimolo di creare un'opera tutti gli anni per partecipare a un concorso è bello, è stimolante insomma. L'Artigianato Vivo per me ha rappresentato tanto. Io faccio ceramica e queste sono delle mongolfiere. Gli attrezzi più importanti e singolari sono i ceselli. Sono ferri che si costruiscono in bottega. Artigianato vivo, quindi si porta avanti una storia. Questa passione ce l'ho sempre avuta, anche da giovane, 14-15 anni. E poi non trovando il modo di farlo mi sono dimenticata e a 20 anni mi hanno regalato un telaio. Le radici, l'albero e i rami. Lo vivo da un punto di vista emozionale, no? Essendo poi nato qua come artigiano, come scultore, quindi sono affezionato proprio al posto, un casino, alla gente altrettanto. Io mi sento un uomo del presente, nonostante l'età e essere fuori posto, perché vedo c'è un ritorno al naturale. Sono 36 anni che questa manifestazione cresce e si sviluppa sempre in maniera esponenziale, direi, e comunque anche a livello di qualità del prodotto decisamente importante. Artigianato Vivo ormai è conosciuto a livello internazionale. Mi vergogno un po' perché non so l'inglese, dovrò fare un corso di inglese sia per me che per tutti i miei volontari. Pronte per mangiare lo spiedo? Pronte per mangiare lo spiedo.
Com'è lo spiedo? Eccezionale, io è la prima volta che lo assaggio, ma devo dire che è veramente superiore alle aspettative. Prima volta a Cison? No, ripetute volte, anche durante la stessa stagione. Tanti artigiani, tutti bravi. Sì, infatti siamo tornati qua perché volevamo prendere una borsa. Stavo scegliendo un bel cappello, se me lo compro. Sono 3 anni che veniamo sempre qua. Si torna volentieri? Certo, è sempre bella questa festa. Da dove venite? Da Rosà. Vi piace questa festa? Molto. Vengo da Bologna. In particolare cosa vi ha colpito? Tra tutti i posti d'Italia che ho visto, questo è piccolo, ristretto, ma molto carino, e hanno recuperato tante aree. Veramente interessante, è la prima volta che vengo. È un artigianato bellissimo. Un mestiere molto antico, addirittura noi partiamo dai tempi della Serenissima. Io questo mestiere l'ho imparato dal babbo, dal nonno, che poi a sua volta dal bisnonno, è una, diciamo, generazioni di seggiolai. È molto antica, però va avanti in cura, perché è sempre qualcuno che piace fare le cose antiche. Sto realizzando un'ocarina.
Ti piace questa fiera? Certo, bellissima. Penso la più bella dedicata all'artigianato che ci sia in Italia in questo momento. Mi piace come è organizzato, mi piace la collaborazione che noto in tutto il paese. È sempre molto intenso, davvero. Mi piace un po' tutto, il paese in sé, quanto la gente si impegna in questa manifestazione come una grande famiglia, come se non ci fosse un domani. Com'è qua dentro, dura? No, basta avere passione. Avevo una famiglia grande da far da mangiare, qua è come una famiglia. Beppi Merlo, il decano dei volontari di Cison. Quanti anni di artigianato vivo? 25. Tutti passati alla polenta? Non solo alla polenta, ma anche tutto il montaggio prima, idraulica. Ai giovani possiamo dire: venite in Pro Loco a lavorare, ci si mantiene giovani, ci si mantiene bene. Si sta in compagnia allegramente, lavorando, essere utili alla società e al paese.